Quello che voglio dire è principalmente questo, che è poi la ragione per cui io sono diventato indipendentista, perché indipendentisti non si nasce, si diventa. Perché si diventa e non si nasce? Si nasce sardi, italiani, francesi. Indipendentisti si diventa nel momento in cui la coscienza capisce, e lo capisce dopo un percorso che a volte dura molta parte della vita, come è stato nel mio caso, capisce che fino a quel momento il punto di vista da cui abbiamo guardato il mondo era sbagliato. Non era il punto di vista nostro, era il punto di vista di altri, che però hanno avuto a disposizione, per insegnarcelo e per mettercelo in testa, hanno avuto a disposizione strumenti, strutture, quattrini e tempo. E così hanno costruito intorno a noi un racconto, una storia, una scuola, una mentalità che ci ha fatto interiorizzare un punto di vista sbagliato. Se noi guardiamo la Sardegna dal punto di vista dell'Italia, come quasi tutti i sardi fanno, la descriviamo e la vediamo come un posto marginale, perché è vero, se il centro del mondo è l'Italia, la Sardegna è marginale. Se guardiamo i trasporti, che utilità ha potenziare il porto di Cagliari o di Oristano o di Porto Torres se abitate a Milano o a Napoli o a Taranto? Utilità zero. Gli italiani non sono cattivi, non sono più cattivi di noi, solo che al centro del loro mondo c'è l'Italia, non la Sardegna. Quindi giustamente, dal loro punto di vista, fanno le scelte conseguenti. Siamo noi che dobbiamo capire, e purtroppo abbiamo tutto un apparato di cui vi dicevo prima, ce l'abbiamo contro. A scuola ci insegnano che la Sardegna è la 19ª, in realtà anche peggio, 20ª regione d'Italia. Ci devono essere questi posti buoni prima di arrivare alla Sardegna. Non ci insegnano, non ce lo dicono, che per esempio, sono convinto che pochissimi di noi lo sanno, che fra la Sardegna e l'Italia c'è un tratto di mare internazionale. Cioè non solo non c'è la continuità territoriale, ma c'è un tratto di mare internazionale. Noi non possiamo andare in quella che ci hanno insegnato a percepire come il resto d'Italia senza attraversare un tratto di mare internazionale, esattamente come se vivessimo in mezzo all'Oceano Atlantico. Eppure siamo, se ci guardiamo dal nostro punto di vista, siamo al centro del Mediterraneo. Siamo quasi equidistanti, senza quasi, siamo equidistanti dall'Italia, dalla costa dell'Africa, dalla Spagna, vicinissimi alla Corsica, che anch'essa forse non è Francia, ma siamo ancora vicini alla Francia. Se guardiamo la Sardegna dal nostro punto di vista, cioè da quello della Sardegna, tutto cambia, non siamo più la 19ª regione di nessun posto, ma possiamo essere il centro di un mondo dove si può vivere benissimo, commerciando, scambiando, contrattando con tutti. Questo, il pensiero di fondo è questo, bisogna cambiare il punto di vista. Io ho scelto Progress, che è uno dei tanti, oggi per fortuna tanti, prima rarissimi e quasi senza nome o poco conosciuti movimenti o partiti indipendentisti, uno dei tanti, dal mio punto di vista non uno qualunque, però io vi dico, per quel tanto che il punto di vista che mette la Sardegna al centro del nostro centro, mi permetto di dire, pur essendo il presidente di uno di questi partiti, uno potrebbe valere l'altro. Quello che cambia non è in quale partito o in quale movimento indipendentista essere oggi, quello che cambia è la prospettiva in cui guardiamo, dove vogliamo andare. Noi vogliamo andare con chiarezza, senza ambiguità, verso una Repubblica di Sardegna. Non vogliamo andare verso compromessi di tipo autonomistico, non vogliamo aumentare l'autonomia rispetto all'Italia,
aumentare l'autonomia rispetto all'Italia paradossalmente ci appare molto più velleitario e anche inutile dell'indipendenza, perché con i numeri che abbiamo di abitanti, per la mentalità e per la formazione che l'Italia comunque continuerebbe a trasmetterci, noi saremo sempre in una posizione estremamente marginale. Io non credo che o si fa la Sardegna o si muore, però credo che o si fa la Sardegna o si resta schiavi per altre 40 generazioni. Schiavi oggi non vuol dire schiavi al tempo dei Romani, ma comunque sia non vuol dire uomini liberi, perché uomini liberi sono quelli che stanno bene con se stessi perché possono prendere le decisioni sulla loro vita. Prendere le decisioni sulla loro vita vuol dire, ecco perché sto meglio da quando sono diventato indipendentista, perché mi sono reso conto che avevo qualcosa dentro che soffriva, non mi sentivo italiano. Quando saltavo il mare, l'ho fatto non moltissime volte ma tante, e tra l'altro l'ho fatto per un'esperienza personale anche rappresentando per il mio piccolo, io lavoro nel settore delle biblioteche e l'ho fatto per rappresentare le biblioteche sarde in Italia come presidente regionale, ma mi sentivo dentro il movimento e l'associazione italiana, cosiddetta nazionale italiana, mi sentivo diverso e ogni tanto me lo sentivo anche dire: voi siete diversi, me l'hanno detto tante volte. Solo dopo ho capito che gli altri vedevano quello che noi non volevamo vedere. No, sono diverso, è vero, devi comparare che se va in sardo, secondo se lasci, devi comparare che se va in italiano, finiscono qua. E poi, come si va in un po' altro, non mi devo non capire, tanta comprendi tutto, o forse se sprogioco, manco di comprendi, sta detto dovrà tradurre in italiano, è stata tortura, fino a più del tutto, certo cioè si hanno non lo comprende più gruppo. Poi imparare l'italiano a me, c'è una scuola, c'è posto 30 anni, e io proprio 30 anni, non e ho certo verdi di Susardo a fino notte, senza contare però, a Susardo, c'è stato invece alla RAI bio, in sa lingua e in sa conca, dei babus, dei nonnus, dei lotus, dei vecchius e dei antichi nostros, po' secoli e secoli. Qui da noi è vero, che prima su spagnolo, prima ci fosse italiano, noi certo c'è entrato su italiano, c'è entrato su spagnolo, c'è entrato su latino, c'è entrato nella lingua, ma su sardo in forma diversa, milanese, cordovese, mentilese, però c'è stato riesce a si mantenere e alla RAI bio in forma diversa, ha scritto, c'è un noso, io l'ultimo 30 anni scrivevo proprio cancellario, se ancora a tempo a dovere strantaggiare. L'ultima cosa, penso che su tempo sia a sentirci, ecco, io guardo in questa. Adesso tra un progress è il tuo presidente, cos'è sul tuo partito, direi. Vecchio, capello bianco, Sandra, Giova, moderna, che ho usato degli sfortunati, si è toccato su vecchio, perché sappiamo, però lui conta proprio questa tua spazio, cioè Salarti, il suo partito, due Salarti, due Santiago, le sue esperienze, le sue lo Stato e noi lo sappiamo di Brusestri, e due esperienze dei giochi che invece ho stesso altra cosa. A Isello si andava a fare la spesa sul supermercato, si ti a comprare frutta, lui era 10 che dai di frutta. Produce in Sardegna a Isello non di lui a Mancura, non di lui a Mancura, di lui alla 2 produce in Italia, e 8, da dopo contata, e 8 produce in tutto il resto del mondo, Spagna, America, Giorgia. Tanto nostro tempo, nostro applauso, cosa dea, importauso, cosa dea, e esportauso, ci causa fuori questa cosa più importante che Dio, il gioco no. L'altra dia con tristezza, a Pontetti, la mamma studiava, uno che si impegna, uno che a Sardegna di a me, una persona che passa, da Pontetti con tristezza niente. Ma
riuscisca fin da Miasa, che hanno fatto studiare, che sono intelligenti, che non si sono meglio che usi alla parola dettaglio come per mamma, che sono piacere. Beh, bisogna prendere conto noi che hanno fatto due emigrati. Non si sono scendici, importante questa cosa la fai e poi che dice è sportendo a figlio nostro. E tempo di vai esattamente sul contrario. Grazie a Progress per l'intervento.